Il coro nasce il 20 maggio del 1950 nell'oratorio di Via Legnani a Saronno per iniziativa di Don Luigi Castelli. Don Luigi Castelli, che era appunto il sacerdote, diciamo, teneva i ragazzi, e con questi ragazzi ha fatto un primo coro, ragazzi che poi dopo sono anche rimasti nel coro, qualcuno fino anche a quando ci ha lasciato. Il coro ha avuto diverse sedi in Saronno e dal 2000 siamo qui, quindi abbiamo festeggiato, o almeno avremmo voluto festeggiare il 70° in questa che è la nostra sede da ormai 20 anni. Cui sono saltati tutti quelli che erano gli impegni, tutti i nostri appuntamenti, ne abbiamo 3 a Saronno che sono appuntamenti canonici da ormai tantissimi anni, e con tutti anche i servizi all'esterno, con tutti i concerti, le rassegne che facciamo durante l'anno. Attualmente siamo 35-37 elementi. In origine, e fino a 2-3 anni fa, il coro era prettamente un coro maschile, ma con la sospensione della leva, essendo venuti meno anche la nuova linfa, abbiamo dovuto fare un passo che altri prima di noi si erano trovati a fare, e quindi aprire le porte anche alle ragazze, alle donne. E quella che sembrava una mossa disperata invece si è rivelata un'ottima mossa, perché abbiamo trovato effettivamente delle nuove coriste che hanno dato un valore aggiunto. Questi sono il frutto di tutta quella che è la nostra attività, la partecipazione ai concerti, alle rassegne, ai concorsi anche. Abbiamo avuto la fortuna di arrivare primi a 2 concorsi nazionali, in quel di Savignone, e vincere la classica lanterna, no? Che per loro è il simbolo di Genova. E poi qualche anno fa ci è stata conferita la beneficenza civica della Ciocchina. Qui c'è lo zoccolo duro, c'è uno zoccolo duro che non molla, assolutamente. Il CD è stato preparato per una raccolta fondi, è stato proposto questo CD con i canti natalizi. Noi effettivamente attualmente stiamo preparando un altro CD che si intitolerà Dalla trincea a Piazza Grande, cioè praticamente abbraccerà un vario tipo di musica, da canti militari, da canti di guerra, fino ad arrivare a canzoni, chiamiamoli così, moderne, ad esempio quella che è stata Piazza Grande, che è stata armonizzata dal nostro maestro Dino Carugati del Grande Italia. Sono entrato io, avevo 17 anni e non ero ancora il più giovane. Abbiamo avuto anche qualche anno fa dei ragazzi che avevano 15-16 anni, per cui l'età giusta sarebbe più o meno quella. La voce, non sono più voci bianche. Si può dire che uno può venire quando vuole, quando se la sente. Uno deve venire e partecipare alle prove, che è un impegno, diciamo, anche considerevole, visto che sono 2 prove alla settimana. Però questo riteniamo che sia un impegno adeguato a quello che deve essere poi il risultato che deve essere conseguito. Abbiamo avuto modo di avere già 2 volte di poter organizzare una raccolta fondi, che è stato in occasione del terremoto dell'Emilia. Per cui in queste 2 occasioni abbiamo proprio fatto dei concerti. Insieme a questi concerti, il ricavato di questi concerti è stato poi donato a queste popolazioni. Ovviamente, non potendo fare dei concerti, ci siamo spremuti un po' le meningi e abbiamo pensato di proporre, se non il coro in diretta, il coro con i nostri CD. Abbiamo scelto il CD di Natale perché il periodo era propizio. Abbiamo fatto anche dei concerti per l'Agres in favore della sclerosi multipla, per l'ipoterapia. Poi siamo stati i primi ad andare nel terremoto del Friuli a Gemona a soccorrere direttamente sul campo i malcapitati del terremoto.
e con questo abbiamo fatto una specie di gemellaggio con Riviera Maiano e Saronno per quanto riguarda proprio l'aiuto che è stato dato durante il terremoto. Vittoria, questo è il riconoscimento che ci è stato attribuito, che è la civica benemerenza della Ciocchina, e l'Ambrogino d'Oro per Milano, certo. la civica benemerenza che viene attribuita a Saronno il giorno prima della festa patronale, quindi il giorno prima della festa della Domenica del Trasporto. Abbiamo qui due pezzi, da collezione, quindi la lanterna d'oro e la lanterna d'argento, Tutto in filigrana. tutto in filigrana, che sono i due primi premi che abbiamo ottenuto ai due concorsi nazionali di Savignone, che è in provincia di Genova. Questo nel 1987 e questa d'oro nel 1993. Siamo stati il primo in assoluto coro a vincere 2 volte il primo classificato. I cori che noi abbiamo portato dall'esterno verso Saronno sono più di 150 cori, tra cui dobbiamo annoverare sicuramente la SAT, sicuramente i Crodaioli, Montecaurioli, i Vos de Mont di Tricesimo, per cui cori che hanno fama internazionale. Allora, questo è il primo LP del 79 con una copertina artistica. A questo punto non ci rimane che fare gli auguri a tutti per queste originali festività che purtroppo siamo costretti a vivere in una determinata maniera, ma speriamo che ci portino qualcosa di buono, ci portino alla conclusione di questa epidemia. Auguri a tutti. Auguri a tutti.